Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati dal Palamura di Porto Torres. Noi qui per raccontarvi la quarta giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina per quanto riguarda il girone A. I padroni di casa del GSD Porto Torres ospitano la neopromossa Handicap Sport Varese in una gara che mette contro le uniche due formazioni del girone A ancora a 0 punti. 3 sconfitte per entrambe fino ad ora in una situazione che non può che regalarci una bella partita, almeno è questo quello che ci auspichiamo, visto che le motivazioni di ambedue le squadre saranno sicuramente al massimo. Intanto, mentre le squadre si schierano agli ordini dei direttori di gara, che nella giornata odierna saranno i signori De Mattia e Delle Cese, noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte dei due tecnici, partendo da Varese, che manda in campo un quintetto formato da Gabriel Luca Silva, Francesco Roncari, Michele Fabris, Gabriele Silva e l'ex di giornata Alessandro Pedron. Per quanto riguarda invece GSD Porto Torres, quintetto base formato da Gianpietro Simula, Dagamin Radi, Cadi Dendeno, Luca Puggioni e Maor Lasdri. Una defezione dell'ultimo minuto oggi per Porto Torres, che non potrà fare affidamento sull'estero di Edward Matthew Rolston, non disponibile per la gara di oggi. Tanto è cominciata la partita con Porto Torres che ha subito a disposizione una rimessa per mettere palla in mano a Cati Dendeno. È la 13 che aspetta il movimento di Simula, che arriva, apertura a sinistra dove c'è Dagamin Radi. L'israeliano è bravo a prendere spazio per tentare il tiro a canestro, un po' sfortunato, primo ferro e pallone che cade fra le mani di Luca Silva, che si inventa una linea di passaggio per Francesco Roncari, che segna i primi 2 punti di questa partita. Chiamata subito a rispondere Porto Torres con Dendeno, che va alla ricerca di Simula, doppio ferro e pallone che torna fra le mani del più estroso degli ospiti, ossia Silva. Altro bel passaggio imbucato dentro in direzione di Gabriele Silva, che trova canestro e fallo. Si presenterà quindi in lunetta per chiudere. Personalissimo gioco da 3 punti. Errore nel tiro libero per Gabriele Silva, il pallone tornerà a disposizione di Porto Torres, punteggio che rimane dopo 58 secondi. Il 4-0 per chi in questo momento sarà chiamato a difendere. Dendeno, palla in mano la numero 13, prova a sfruttare il blocco di Puggioni, va a prendersi la tripla, mette dentro la prima bomba di giornata. Dendeno 4-3 subito a contatto Porto Torres con l'estero della propria canadese. Radi a dar fastidio, anticipo secco da parte di Simula, prova ad accendersi il GSD Porto Torres. Radi per il primo vantaggio GSD, 5-4. Fondamentale fallo di Radi con Silva, che era scappato in contropiede, non contentissimo Abes della possibilità lasciata al numero 14. 2 falli dopo 1 minuto e mezzo mal contato, questo però salvifico per evitare 2 facili punti al 14 di Varese. Adesso Roncari prova a sfruttare il blocco di Silva, va a prendersi la tripla, solo secondo ferro per il 22 varesino. Lasri con  nazionale italiano che dà fastidio
all'Asri. Viene fischiato però il primo fallo della partita contro Varese. Porto Torres che ricomincia da Dendeno, bella palla per Radi, prende la mira il numero 11, poi trova sotto ancora la canadese, errore non da Cati Dendeno, questo qua, si resta sul 5-4. Puggioni con la marcatura preventiva a riempire l'area difensiva. Fabris dall'altra parte prende comunque il tiro addosso all'Asri, stavolta lo sbaglia con Pedron che prova a contestare il rimbalzo a Puggioni, che però è più lesto nel servire e simula. Radi, un po' di spazio per prendere il tiro, lo va a prendere il numero 11, ne segna altri 2. Sono 4 i punti nella partita per Dagamin Radi. Adesso Silva, da Gabriele Silva, sotto da Pedron. Altro fallo fiscato contro l'israeliano col numero 11. Terzo per Porto Torres nel giro di 1 minuto e 48. O meglio 2 minuti e 48. È considerato fallo su tiro. Silva e Lunetta, 7-5 il punteggio, dentro il primo, dentro anche il secondo, 2-2 per Gabriele Silva. Radi, a ricerca di Dendeno che riesce ad andare sotto a prendere un pallone che sembrava perso e porta i suoi nuovamente davanti di 3. Quinto punto per la canadese che ora deve difendere su Silva. Scato fallo contro Cati Dendeno, non convintissima del fischio arbitrale. Altro fallo considerato come fallo su tiro, questo meno evidente di quello fischiato in precedenza. In ogni caso viaggio in lunetta ancora per Silva, che mette il primo. 9-7 il punteggio. Fa 2-2 Silva. 9-8, torna a -1 Varese. Adesso Dendeno esce bene dai blocchi, va alla ricerca di Silva che restituisce che restituisce il pallone alla canadese, bravissima a far suo il pallone sotto le planche, appoggiarsi al tabellone, mettere dentro l'11° per Porto Torres, il 7° personale. Tanto è arrivato il momento del primo timeout della partita, un piccolo break, lo prendiamo anche noi. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12:30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a €10, composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, dessert e bevanda a scelta. Immancabile la pizza, cucinata dalle mani sapienti di maestri pizzaioli. Il ristorante Bandiera Gialla è anche servizio catering a domicilio e da asporto. Il ristorante Bandiera Gialla è nella zona industriale Predanieda Nord, strada 3 a Sassari, anche in Sarbex. Rieccoci a timeout esaurito con Fabris che se la prende con se stesso per non essere riuscito a stoppare quel pallone. Deve essere una buona occasione questa per Varese di accorciare le distanze, magari di impattare. In ogni caso palla che ritorna tra le mani di quelli di Porto Torres, con Dagamin Radi che va addirittura a pensare alla tripla. Seconda bomba nel primo quarto per Porto Torres.
Altri 3 punti per Dagamin Radi, 7 come Kati Dendeno, unici 2 a segno per ora per Jesse di Porto Torres. Silva da Gabriele Silva, che dalla media prende un tiro fuori ritmo, colpisce il primo ferro e poi Lasri rilancia il contropiede di Porto Torres con Simula che trova con una specie di passaggio in reverse. Dendeno esce dall'area, un po' di tempo per pensare a cosa fare la canadese, va sotto da Simula, dice pallone che ha toccato Luca Silva. Rimessa a Porto Torres. Dendeno alla ricerca di Lasri, palla leggermente troppo lunga per il 21 spagnolo. Si resta a 14-8 con un palla persa che genera rimessa Varese. Buona la spaziatura di Silva che va a prendersi un altro pallone. Si muove il 14 che fa il blocco e allora Roncari, servito da Silva, va alla ricerca di Pedron, prende il tiro Alessandro Pedron, primo ferro e palla in mano a Kati Dendeno. Radi, grande difesa da parte di Gabriele Silva, poi Fabris, ancora da Silva, Pedron a dar fastidio a Simula. Viene fischiato fallo in attacco contro Gabriele Silva. E allora nuova persa per Varese, si resta a 14-8 Porto Torres. 4:40 alla fine del primo quarto. Dendeno, palla in mano, sotto da Pugioni, geniale pallone della numero 13. Pugioni è bravo a recuperare una palla che pareva persa. Radi sotto ancora dal proprio capitano. Pugioni si iscrive al tabellino dei marcatori, 16-8, massimo vantaggio Porto Torres. Rumore che ci ricorda una ruota che scoppia. Problemi alla carrozzina per Gabriele Silva. Silva che viene momentaneamente sostituito dal numero 47 Alessandro Nava. Qua Dendeno è l'ultimo a toccare, il pallone che torna fra le mani dei giocatori di Varese. Già risolti i problemi alla carrozzina di Silva, che torna in campo. Roncari, eccolo Silva, 8 secondi per l'attacco di Varese. Silva va a prendersi un tiro che si è autocostruito, sfortunato qua, pallone sul secondo ferro e poi fra le mani di Simula che guida la nuova transizione Porto Torres. Ancora Gianpietro Simula, c'è Radi fuori, Simula va da solo, trova il secondo ferro e poi il rimbalzo in difesa è per Luca Silva. 3:47 alla fine del primo quarto, avanza e non tenta però la penetrazione immediata. Lucas Silva va invece alla ricerca di Gabriele Silva che restituisce il pallone al 14, stavolta va a tirare Lucas, primo ferro e rimbalzo difensivo per Gianpietro Simula.
Già dall'altra parte Porto Torres, Radi sotto dal proprio numero 6. 2 punti anche per Giovanni Pietro Simula. Fabris, si fa vedere Pedron, anche Roncari, tiene palla il numero 23 con Dendeno che dalle spalle a Fabris che è libero di andare in direzione di Silva che serve Roncari. Poi Luca Silva, ancora il 14, sotto da Pedron con una palla bellissima, ma Simula va a rubare il pallone dalle mani del numero 23, poi prova a rilanciare il contropiede, non d'accordissimo in questo caso con Chabes. Si resta comunque 18-8. Nuovamente dentro Nava. Stavolta va fuori Fabris. Bella palla sotto subito per il 47 che sbaglia però da sotto. E adesso Radi, Lasri da Simula, un po' confusionaria ma efficace questa azione di Porto Torres. Bella palla di Dendeno per Radi, 10 secondi per l'attacco dei bianchi. Lasri va a prendersi il tiro da sotto, tutto con una mano, errore del 21. Poi Nava che aspettava questo momento per essere lanciato in contropiede, da sotto sbaglia. Poi arriva un fischio da parte del direttore di gara che dice fallo tecnico. Fallo tecnico commesso da Kati Dendeno. Che ora vuole spiegazioni dal direttore di gara. Non sembra convintissima la numero 13 della spiegazione del signor De Mattia. In ogni caso fallo tecnico che mette palla in mano a Roncari. Errore dalla lunetta per il numero 22, non cambia nulla sostanzialmente nel punteggio, si resta 18-8 con Porto Torres che avrà l'opportunità di tornare in attacco. Non perfetto Nava da quando è entrato, 2 errori da sotto che condannano Varese ad inseguire sotto di 10 punti. Silva, tempo per rifarsi però a disposizione del numero 47 da Gabriele Silva, di tocco da Roncari. Ancora il 22 che riesce ad andare da Pedron, rialza il pallone in direzione di Silva, 7 secondi per l'attacco di Varese. Errore nel passaggio di Silva che è fortunato a tornare in possesso di palla, poi su una mano va alla ricerca del fondo della retina ma non la trova. Radi già dall'altra parte Porto Torres, 15 secondi per l'attacco della formazione di Abes. Ancora Radi, stoppato nel passaggio da Gabriele Silva. 1 minuto 23 secondi alla fine di un divertente primo quarto. 11 secondi invece per l'attacco di Porto Torres che ricomincia dalla rimessa. Dendeno da Radi, c'è al centro Lasri, servito invece un completamente libero Silva che sbaglia un tiro libero in movimento. Silva da Roncari alla ricerca di Nava, una palla leggermente troppo lunga, quella che parte dalla mano sinistra del numero 22 varesino. Non può arrivare Nava e allora si resta 18-8 con 1 minuto da giocare. Radi vuole ancora andare verso il tiro da 3 punti, stavolta meno efficace che in precedenza. Primo ferro, rimbalzo difensivo ad opera di Luca Silva. Nava ad evitare l'infrazione di 8 secondi. Roncari prende il tiro dalla media distanza, fulmina la retina, dovrebbe essere da 2 punti, così dicono i direttori di gara. E allora Varese ha -8.
Radi dall'altra parte con 16 secondi, 4 di discrepanza tra i due cronometri. C'è a terra Dendeno, va comunque a prendersi il canestro Dagamin Radi, torna alla doppia cifra di vantaggio Porto Torres, ci sono 5 secondi da giocare. Silva, serve una preghiera da parte del numero 14 che riesce ad arrivare a tirare da posizione interessante. Sbaglia però, trova solo un airball, la sirena che avete sentito, mette fine al primo quarto. Allora un attimo di pausa per noi e poi torniamo tra meno di 2 minuti per il secondo quarto di Porto Torres Varese. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12:30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a 10 euro, composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, dessert e bevande a scelta. Immancabile la pizza, cucinata dalle mani sapienti di maestri pizzaioli. Il ristorante Bandiera Gialla è anche servizio catering a domicilio e da asporto. Il ristorante Bandiera Gialla è nella zona industriale Predanieda Nord, strada 3 a Sassari, anche in Sardex. Riprendiamo la linea dal Palamura di Porto Torres. Stiamo raccontando la quarta giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina per quanto riguarda il girone A. Porto Torres e Varese in campo per il secondo quarto che comincia in questo momento. Roncari va subito a prendersi il tiro. C'è stato un tocco del pallone, dice il direttore di gara. Rimessa per Varese. Silva. Da Gabriele Silva che prende il tiro dalla media, segna il tiro dalla media con Varese che torna a -8. Dendeno. Radi. Lasri a fare il blocco. Ancora Dagamin Radi. È infuocato il numero 11 israeliano. Ne mette altri 2. Dendeno. Ancora a recuperare un pallone e poi guidare la transizione offensiva di Porto Torres. Stavolta ha subito fallo la numero 13. E allora, dopo 53 secondi, primo viaggio in lunetta, questo secondo parziale. Dentro il primo per Dendenu. Uno su 2 per la canadese che porta a 8 la quota dei punti personali segnati in questa partita. Adesso Nava, altro errore da sotto del 47. Poi c'è un fallo fischiato in attacco contro Varese. Fallo fischiato contro Alan Mazzolini, l'ex giocatore di Varese appena entrato in campo.
23-12 il punteggio, 8,57 all'intervallo lungo. Radi, Lasri, si prende il tiro Maor Lasri, qua è sfortunato lo spagnolo, la palla balla sul ferro prima di finire fra le mani dei giocatori di Varese, che ora provano a andare dall'altra parte con Silva. Mazzolini, ancora Mazzolini, stavolta segna e riporta i suoi sotto di 9. Occhio perché Dendeno va a prendersi un'altra tripla, la seconda di giornata per Kati Dendeno. (26-14) il punteggio, con GS di Porto Torres che fino a questo momento ha ottime percentuali da 3 punti, ha segnati 3 su 4. Silva, servito da Roncari, torna dal 22 che ha poco spazio per prendersi il tiro, va allora da Gabriele Silva sotto da Lucas, infrazione dei 3 secondi e palla recuperata da Porto Torres. Ancora colloquio. Direttore di gara con Coach Abes. Simula, adesso Radi, bella palla sotto per Pugioni che si appoggia al tabellone, fa 2 su 2 e segna il quarto punto della sua partita. Altra palla recuperata da Kati Dendeno e allora Radi, altra penetrazione sotto da Simula. Canestro non valido, vediamo cosa dice il direttore di gara. Si resta 28-14. Ricomincia in attacco però Porto Torres. Radi, ancora il giovane israeliano va a prendersi la tripla, segna ancora Porto Torres dai 6,75. Sono 4 in un quarto e 3 minuti. (31-14) è massimo vantaggio GSD. Roncari da Lucas Silva, ancora il 14 che pensa al da farsi, prova ad appoggiarsi al tabellone ma non riesce a trovare la via del canestro Varese. Errore in uscita per Porto Torres con Lucas che la recupera e regala 24 secondi in attacco ai suoi. Gabriele Silva dalla media distanza, secondo ferro, palla che torna fra le mani di Nava. Mazzolini da 3 punti, primo ferro e rimbalzo Lasri. Ancora possibilità in attacco per Porto Torres. Radi inseguito da Roncari, sotto per prendersi il tiro. Stavolta è un errore. Dopo il tocco del tabellone c'è il solo Pugioni rimasto a difendere. Potenziale 2 contro 1 con Roncari e Silva che si passano la palla e alla fine la perdono. Gli applausi del Palamura per l'ottimo posizionamento difensivo da parte di Pugioni. Davanti di 17 Porto Torres. Grandi percentuali da oltre l'arco fino a questo momento per la formazione di Abes. Dendeno, battezzata, va a prendersi il tiro, segna ancora Kati Dendeno. Sono 33 i punti di Porto Torres.
13 invece quelli della canadese. Bella palla per Mazzolini, fallo di Lasri. È il secondo del secondo parziale per Porto Torres. Anche Varese ne ha commessi 2. Noi siamo ormai all'alba della metà del secondo quarto. Silva, Roncari, bella palla ancora sotto da Gabriele Silva che va alla ricerca di Lucas, il numero 14 ha il problema di andare via a Pugioni, si inventa un passaggio in lob per Mazzolini che è bravo a mettere fine alla carenza offensiva di Varese. 33-16. Grande recupero per Nava, il pallone poi torna dalle parti di Lasri, prova a mettere fine all'azione, Radi non ci riesce, ci pensa Dendeno. 35-16. Silva, 18 per l'attacco di Varese. Nava, pallone è entrato. 2 punti per Varese, 2 punti per Alessandro Nava. Tutto pronto quasi per riprendere le ostilità. Arriva un fischio del direttore di gara, fallo della difesa. Terzo fallo del secondo parziale. Fischiato contro Varese, c'è in campo anche Bruno Falchi, minuti in panchina per Maor Lasri. Radi va a prendere un'altra tripla, stavolta solo secondo ferro, fa bene a provarci in giornata il numero 11. Silva guida una grande transizione offensiva per Varese, va sotto da Nava, la stoppata di Simula. Tutta palla, dice il direttore di gara, palla che rimane in mano a giocatori di Varese. Ronca riprende fallo da Dendeno che ora deve stare attenta. Lunetta per Roncari. (35-18) il punteggio. Fuori il primo. Segna il secondo Francesco Roncari, il classe 1993. Trova il sesto punto della sua partita. Tanto qua arriva un fallo fischiato contro la difesa di Varese. Non è d'accordissimo coach Fabio Bottini. Va a spiegarsi col direttore di gara che però manda in lunetta Pugioni sul 35-19. Doppio ferro e errore nel primo tiro per Pugioni. 0-2 per Pugioni, palla in mano a Gabriele Silva che prova a ripartire per Varese. 3 minuti, 46 secondi all'intervallo lungo, 16 secondi per l'attacco dei varesini. Simula a dar fastidio al 14 che va con lob da Gabriele Silva, sfortunatissimo
Qui è brava comunque Varese a recuperare una palla in attacco. Lucas Silva poi con il lob, sta sbagliando tanto da sotto Varese e il punteggio lo dimostra sicuramente. Simula, si fa vedere Radice, dietro Falchi, il numero 6 però va da Dendeno, ancora Dendeno, sotto da Bruno Falchi, non ha modo di prendere un tiro in maniera pulita. Sulla sirena Radi segna il punto numero 37 per Porto Torres. Sedicesimo personale in lotta aperta con Dendeno che ne ha messi 15. Roncari ancora col tentativo da 3 punti, ancora fuori bersaglio. Radi già dall'altra parte, il numero 11 che è velocissimo, anche palla in mano. Sotto il pallone per Simula che in arretramento va a prendersi altri 2 punti. 39-19, nuovo massimo vantaggio per Porto Torres, più 20. Lucas Silva può prendere la tripla, Silva sfortunato e palla che finisce fra le mani di Dendeno. Il blocco di Simula per impedire il rientro di Roncari. Possono attaccare in 3 contro 3 quelli di Porto Torres, ci pensa Radi, fa tutto da solo ma sbaglia. Arriva ancora Cadi Dendeno, 41 per Porto Torres. 17 per la canadese. 1,50 all'intervallo lungo. Torna in campo Fabris per Varese. Nava, Roncari, ancora da Nava, non prende il tiro nonostante lo spazio, ne cerca uno migliore con Silva. Qua la sfortuna fa da padrone, una palla che rotea sul cerchio del canestro 3 volte prima di uscire. Porto Torres già dall'altra parte con Simula, fallo di Fabris. C'è a terra un giocatore di Varese, potrebbe trattarsi di Mattia Sala, entrato da pochissimo sul parquet del Palamura. Intanto sul 41-19 Simula la lunetta, apre le mani, trova il primo canestro, conscio di essere stato stavolta fortunato. Il secondo è migliore, 2 su 2. Tocca il pallone Radi dopo il tentativo sbagliato dall'attacco di Varese. 14 dopo la rimessa già battuta da Sala. Bel tiro preso da Roncari. Ottavo punto per il 22. 21 invece per Varese. Qua Radi va sotto la ricerca di Dendeno. Rimessa per Porto Torres. Anche Mattia Sala è un ex, ha giocato nella stagione 18-19 da queste parti.
Oggi invece fa parte del roster di Varese e ha commesso questo fallo. 40 secondi dall'intervallo lungo. Radi pronto in lunetta. Esaurito il bonus Varese. Fallo numero 5 del parziale per la formazione di Bottini. 1 su 2 per Radi, si resta 44-21. Fabris da Roncari. Si muove Sala, servito il numero 10 che va con una palla schiacciata a terra sotto da Fabris. Una bellissima giocata questo attacco da parte di Varese. 44-23. Adesso Radi, 13 secondi all'intervallo. Dendeno a 10 secondi per prendersi il tiro. Nava prova a dar fastidio alla numero 13. Poi Dagamin. Radi deve tirare. Cadi Dendeno. Si prende il tiro dalla media. Simula, non fa in tempo a prendere la mira per tirare da sotto. 44-23 è il punteggio alla fine del primo tempo. Noi adesso prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per raccontarvi il terzo parziale di GSD Porto Torres contro Handicap Sport Varese Amca Elevatori. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Riprendiamo la linea dal Palamura di Porto Torres. È cominciato in questo momento il secondo tempo di GSD Porto Torres contro Handicap Sport Varese Amca Elevatori. Punteggio sul 44-23 per GSD Porto Torres, che è chiuso di rabbia 2 quarti in vantaggio di quasi 20 punti. O meglio, quasi 20 punti, si trova in vantaggio in questo momento dopo i 2 segnati da Gabriel Luca Silva. Radi da Lasri, dopo una palla recuperata lo spagnolo si prende il tiro, è corto però e non trova il fondo della retina. Allora nuova possibilità di attaccare per Varese. Fallo di Simula su Luca Silva. Provato a contestare al pallone, ha toccato il braccio del numero 14. E allora, primo fallo del terzo parziale. Già battuta la rimessa con Roncari che scambia con Mazzolini. Silva. Ancora il pallone per Roncari che finta il tiro dalla distanza, lo prende invece dalla media e trova altri 2. Parziale di 4-0 aperto per Varese in questo terzo parziale. Radi, Puggioni, prende il tiro Luca Puggioni. Errore ancora per Porto Torres, che non è uscita benissimo dalla pausa. Varese prova ad approfittarne per rosicchiare qualche punto. Silva, tentativo ancora da parte di Lorenzo Molteni, una novità nel quintetto di Varese, stavolta sbagliato. Allora Dendeno prova a prendere per mano i suoi, va sotto, trova la penetrazione efficace. Altri 2 per la canadese. 46-27 il punteggio.
Mazzolini. Silva. Da Lucas Silva che va alla ricerca della tabella, ne segna altri due, il numero 14 che deve prendere in mano la formazione varesina se gli ospiti vogliono provare a rientrare nel punteggio. Radi, un po' di spazio per il numero 11 che va sotto da Lasri. Maor Lasri si iscrive anche lui al tabellino dei marcatori. 48-29, sempre 19 di vantaggio per Porto Torres. Silva, bella palla sotto per Molteni, toccata da Gabriele Silva. Errore da sotto ancora. Errori da sotto che stanno condannando nel punteggio varese, lo ripetiamo. È il primo del terzo quarto, ma Varese ha sbagliato da sotto senza pressione. 4-5 canestri che la proietterebbero in una situazione totalmente diversa nel punteggio. Cati Dendeno segna ancora, Radi ruba un altro pallone. Porto Torres in attacco. Radi ancora dalla media, chiedeva anche un fallo il numero 11. Ha ripreso a segnare con regolarità Porto Torres. Silva, bella palla per Mazzolini, altro errore da sotto e palla recuperata da Dendeno. Lasri per Radi, un po' di spazio per il numero 11 che nel tentativo di penetrazione è chiuso. Ancora Radi, velocissima a prendere questo tiro, rimbalzo offensivo ancora per Porto Torres, canestro non valido per Lasri ma fallo sul tiro evidente. Viaggio in lunetta per lo spagnolo. 52-29 comanda Porto Torres. Non viene considerato fallo su tiro per Lasri. Chiedo scusa. Rimessa già battuta. Radi. Fallo di Molteni. Numero 13 era andato roccioso. Dare fastidio alla Radi che portava la palla. Qua grande movimento di Lasri che lascia sul posto Lucas Silva. Ne segna altri due il giovane spagnolo. 20 anni per Maor Lasri, la prima esperienza nel campionato italiano. Mazzolini, di tocco Silva, altro errore. Allora Radi a cercare simula in contropiede Porto Torres. Da sotto il 6 non sbaglia. 56esimo punto per Porto Torres. Prova a scappare definitivamente. Davanti di 27 ora la formazione turritana. Roncari. Radi a dar fastidio al 22. 8 secondi per l'attacco di Varese. Mazzolini sotto, un ottimo pallone per Silva, bravo a trovare il tempo di rilasciare il pallone sul tabellone. Altri due per il 14. Radi prende la bomba. Radi trova solo il secondo ferro, pallone che torna fra le mani dell'11. Bella palla di Dendeno sotto da Pugioni. Errore del numero 14 che poi non riesce a recuperare il rimbalzo. Fallo di simula. E allora possibilità di ripartire per Varese. 4:44 alla fine del terzo periodo. Roncari. Stavolta va a prendersi la tripla il numero 22. Doppio ferro e palla in mano a Cadi Dendeno. Grande transizione della canadese che poi si appoggia a Dagamin Radi. Errore del numero 11 e poi però palla persa ingenuamente dalla difesa varesina. Si fa sentire in ripiegamento adesso Silva.
ma Porto Torres approfitta di una nuova rimessa già battuta. Radi da Dendeno, tanto tempo per pensare a cosa fare nel migliore dei modi. Il pallone sotto per Lasri, è contestato, ma Radi la recupera ancora. Puggioni, deve tirare Luca Puggioni, lo fa bene, secondo ferro, e pallone che solo per un attimo rimane fra le mani di quelli di Porto Torres prima che Gabriele Silva lo porti via. Mazzolini da Roncari, bella palla sotto per Silva, il tempo per mirare alla tabella dalla mano destra del numero 14, fuori esce il punto numero 33 per Varese. Parziale aperto di 4-0 per i varesini. Radi da Lasri, deviato il tiro del 21, un altro pallone recuperato adesso da l'Handicap Sport Amcalevatori. Roncari, bella palla per Silva che tira troppo in fretta, buon lavoro difensivo della Dendeno. Poi Lasri da Radi, penetrazione del numero 11 attaccato da Silva, 13 secondi però per attaccare, va a prendersi il tiro completamente fuori ritmo l'israeliano, lo sbaglia ancora e allora possibilità di contropiede per Varese con Silva che tenta l'appoggio a canestro ma sbaglia. Ottimo, ancora una volta il ripiegamento difensivo di una giocatrice totale come Cadi Dendeno, e poi simula, bravo ancora una volta da sotto a trovare il punto numero 58 per Porto Torres. Fallo ancora di Simula su Silva. Terzo fallo del numero 6. Mazzolini, senza pressione il numero 12, arrivano adesso Puggioni e Radi, dietro allora da Roncari a dar fastidio ancora all'israeliano. Bella palla del 22 per Silva che in arretramento prende un tiro complesso, rimbalzo Lasri, poi si inventa un passaggio a tutto campo per Simula, una genialata verso il numero 6 che non si libera del pallone, pesta la linea e genera palla persa. Tanto chiama time out la panchina sassarese. Piccolo break, lo prendiamo anche noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Time out esaurito e squadre nuovamente in campo. Punteggio lo vedete in grafica ma ve lo ricordiamo, 58-33 per Porto Torres, 2 minuti spaccati alla fine del terzo periodo. Mazzolini, attaccato da Dendeno, bravissimo a far scomparire il pallone che riappare fra le mani di Luca Silva. Roncari, 7 secondi per l'attacco varesino. Dietro da Silva, deve prendere la tripla il numero 14, sfortunato qua il pallone che sbatte sul primo ferro e poi finisce fra le mani di Maor Lasri. Ancora Lasri da Dagamin Radi, sotto per Dendeno, attaccata, bravissima, ancora una volta la canadese. Altri 2 per Cadi Dendeno.
Silva. Ancora Gabriele Silva, fulmina la retina. 35esimo per Varese. Simula. Radi. Ancora Simula. Ecco la Dendeno, attaccata subito da Silva, che poi però la lascia. Allora canadese prende il tiro che sbaglia, ma rimbalzo e Porto Torres. Ancora Dendeno, 7 secondi, Radi libero, sotto da Simula, grande giocata di Porto Torres, super circolazione perimetrale dei giocatori turritani. 62 per Porto Torres. Bella palla sotto per Molteni, errore ancora per Lorenzo Molteni, poi ci pensa Silva. 62-37. Era l'ultima azione del terzo periodo, 2 minuti di pausa e torniamo per l'ultimo quarto di GSD Porto Torres Handicap Sport Varese. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Riprendiamo la linea dal Palamura. Si riparte per gli ultimi 10 minuti di questa quarta di A1. Errore di Silva, rimbalzo però è per Lorenzo Molteni. Prende fallo il numero 13. Rimessa già battuta dai giocatori di Varese con Mazzolini che sbaglia, poi però ci pensa Silva. 62-39. Radi. 11 secondi per l'attacco di Porto Torres, l'israeliano va da solo, trova altri 2 punti. 22 fino a questo momento per Dagamin Radi. Salah riesce a passare ad andare da Silva. Lucas Silva adesso palla in mano. Battezzato il numero 14, va a prendersi un tiro senza praticamente difesa. Stavolta lo sbaglia. Dendeno da Simula, libero il numero 6 che si presenta sotto le planche. Segna ancora. 66 per Porto Torres. Vi ha già spedita verso i primi 2 punti di questo campionato. Mazzolini. Bella palla per Silva, si muove Moncati. C'è il blocco di Lasri, anche Sala a dar fastidio da quelle parti. 5 secondi per l'attacco di Varese. Silva prende il tiro dalla media distanza, solo retina. 66-41. Radi, bella palla per Puggioni, perso da Mazzolini. Segna ancora Luca Puggioni. 6° punto della sua partita. Sala, senza pressione Sala. Altri punti per Varese.
Radi da Dendeno. Bella palla sotto ancora per Puggioni, che cerca Simula, trova il tocco di un giocatore varesino. Rimessa con 11 secondi a disposizione per GS di Porto Torres. Radi via bene a Molteni, poi Lasri servito da Simula, il rilascio leggermente anticipato. Sono incastrati poi nel frattempo Sala e Dagamin Radi. A colloquio adesso Sala con il direttore di gara, che è inflessibile. Resta rimessa con 10 secondi per Porto Torres. Radi subito servito, bravissimo qua l'israeliano a trovare altri 2 punti per Porto Torres. Fallo di Radi su Mazzolini. Secondo per Porto Torres nel giro di 3 minuti, non ne ha commessi fino a questo momento Varese. Luca Silva. Bella palla sotto per Gabriele Silva, bravissimo a rilasciare immediatamente, trovare il punto numero 45 per Varese. Toccato Silva questo pallone. Adesso non mi è chiara qual è la lamentela di coach Bottini. Pallone che viene restituito a Varese. Frazione degli 8 secondi. Sei minuti e 40 prima della fine della partita. Si ricomincia con Mazzolini servito da Sala. Pallone verso Lucas Silva, alla ricerca di Gabriele Silva. Su una ruota il numero 23, 47esimo per Varese. Adesso Radi, seguito da Sala, il blocco portato da Dendeno e a terra il numero 10 varesino. Gioco che si interrompe per questo motivo. Radi simula ancora verso il numero 11. Fischiato fallo su Dagamin Radi. Dovrebbe essere 3. Ah no, fallo tecnico addirittura di Sala. Eh sì, tira senza rimbalzo Dagamin Radi sul 70-47. Palla che rimane in mano a Porto Torres visto il tecnico.
Tanto fuori Puggioni, dentro Langiu per Porto Torres. Simula, Radi. Pallone verso Kadidendeno. Segna ancora la canadese, 27esimo punto. Rimane alta anche la pressione per Porto Torres, escono bene Molteni e Mazzolini. Pallone verso Luca Silva. Ancora il 14, sotto da Gabriele Silva, ancora per Molteni, errore del 13. E punti di Varese che restano 47. Lasri, si muove Langiu, il pallone per Simula, buono il dribbling del numero 6 che passa fra due carrozzine, poi cerca di servire Dario Langiu. Tocco della difesa varesina. Rimessa già battuta. Radi. Finta la tripla e poi va sotto ancora da Simula. Toccato il pallone da Molteni. Rimessa a Porto Torres con 6 secondi per attaccare. Dendeno. Toccato il pallone da Silva prima del tocco di Lasri. Resta un secondo a Porto Torres. Deve tirare immediatamente Lasri. Trova solo il tabellone. Varese che riparte. Silva. Da Lucas Silva. 14 prende la mira e spara. 49 per Varese, altri 2 per Lucas Silva. Cominciato a segnare un po' troppo tardi. Adesso Radi, grande penetrazione del giocatore israeliano. 74esimo punto Porto Torres. Luca Silva, 8 secondi per l'attacco di Varese, prende il tiro Silva, segna ancora il numero 14, 74-51. Errore qua in uscita per Radi. Visto la partita giocata dal numero 11 è abbastanza una notizia. Indicazioni per Kadidendeno ai compagni, concentrazione che rimane massima nonostante i 23 di vantaggio. Silva, secondo ferro. Poi Radi, esce bene per Lasri, il pallone che torna fra le mani del giocatore israeliano. Ancora Radi, grande penetrazione ancora di Dagamin Radi. In transagonistica il numero 11 di Porto Torres, 30 punti. Silva. Bella palla per Gabriele Silva. Dalla media prende un tiro contestato ancora da Dagamin Radi, onnipresente nel parquet del Palamura. E adesso simula Radi. Ancora Dagamin Radi sotto da Lasri. Grande difesa di Luca Silva. Poi però Radi ancora a dar fastidio. Per un attimo la recupera. Togliete anche il per un attimo. Ultimo tocco di Luca Silva. E palla recuperata. Kadidendeno. Dai e vai con Radi. 5 secondi per l'attacco di Porto Torres. L'israeliano non prende il tiro. Dendeno deve tirare come viene. Contestata. Palla che non arriva al ferro.
Recupero per Varese. 2,52 alla fine. 76-51 il punteggio. Luca Silva corre verso il canestro avversario e poi serve il pallone per Gabriele Silva. Bravissimo il 23 a prendere la mira da posizione defilata, segnare il punto numero 53 per Varese. Salah, bella palla per Silva, arriva anche Molteni. Silva tiene il pallone perché ha 17 secondi per pensare a cosa fare. Gabriele Silva da 3 punti, primo ferro, rimbalzo Dendeno. Non c'è fallo su Simula, Dendeno va sotto da Lasri. Segna ancora Maor Lasri. 8° punto nella sua partita. Luca Silva si prepara per la bomba. Ferro, tabellone, rimbalzo spagnolo. Bravissimo Radi di tocco, una palla che pareva persa. Errore non da Cadi Dendeno. Là sotto c'è comunque Simula. 80 per Porto Torres. Silva. 1,25 alla fine. Ancora Luca Silva. Bella palla sotto per Molteni, che segna un canestro più complesso di quelli che non gli sono riusciti fino a questo momento. Dendeno va via a Mazzolini, non ha superato la metà campo, è bravo allora andare da Lasri, poi Simula, colto in controtempo, bravo a tenere in campo il pallone. Radi si arresta e prende il tiro e fa 32 nella sua partita. Molteni, Luca Silva, bel tiro preso dal numero 14 e poi Lasri col contropiede, pallone ancora buono per Dagamin Radi. 34 per l'israeliano, 84 per Porto Torres. Mazzolini, Silva, Molteni, prende il tiro Molteni, qua è sfortunato il numero 13. Ribalta il campo ancora una volta Dendeno per Dagamin Radi, errore da sotto con la contestazione dei due Silva. E allora nuovo attacco varese, non c'è discrepanza tra i cronometri, sarà l'ultimo possesso della partita, quello appena cominciato. Lasri, fallo di Mazzolini a 5 secondi dalla fine, poco utile. In ogni caso rimessa a Porto Torres per una partita che non ha più nulla da dire. Dendeno servita da Radi, il tentativo di andare sotto da Langiu. Arriva un fischio con 1/10 di secondo da giocare. Porto Torres avanti di 27 punti. Basta così. Finisce qua la partita, vince Porto Torres che mette a referto i primi 2 punti della sua stagione. Ancora a 0 vittorie invece Varese. Porto Torres vince una partita guidata dal primo all'ultimo minuto. Vince con una prestazione convincente dei suoi migliori giocatori. 27 per Cadi Dendeno, 34 per Dagamin Radi. Regalano la vittoria a coach Abes. Io ringrazio Andrea Farris per le immagini che vi sono arrivate dal Palamura. Grazie anche a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento. L'invito è a rimanere collegati sui canali di Directa Sport.